è coperto da una fine pelliccia come un pipistrello. Aveva staccato in modo da risultare più leggero e dispone di 20 metri quadri di superficie alare per trovare il vento. Le sue ali sono piene di sensori che inviano costantemente informazioni al cervello e gli permettono di assestare le sue vele e lasciarsi trasportare dalla più leggera delle brezze. Osservate come galleggia. Cavalcando sull'aria può percorrere 60 km gettandosi da una scogliera o sfruttando le correnti ascensionali create da quelle fenditure vulcaniche. La vita dell'Ornithocheirus è un continuo giro vagante. Si spinge sempre più lontano in mare aperto, passando facilmente tra questi nuovi continenti. Se ne sta lassù per ore, cercando da mangiare giorno